Molestie sessuali, aggressioni, discriminazioni per genere, orientamento sessuale e razza accade nelle maggiori aziende bellunesi nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, soprattutto precari, che negli ultimi anni si sono rivolti alla consigliera di parità della provincia di Belluno e alle rappresentanze sindacali per denunciare fatti gravi, un caso emblematico su tutti. Si trattava di una lavoratrice straniera e in contratto di somministrazione. L'abbiamo messa in sicurezza, il suo contratto è stato rinnovato, quindi ha il lavoro sicuro e soprattutto il suo carnefice, perché qui si trattava proprio di una molestia sessuale, è stato allontanato dall'azienda. In questi anni si sta affrontando con determinazione il fenomeno diffuso delle discriminazioni e le molestie nei luoghi di lavoro, a partire dalla formazione di chi è chiamato a vigilare sui diritti dei lavoratori. Vanno formati questi rappresentanti sindacali affinché vigilino all'interno dei luoghi di lavoro e diano supporto alle situazioni dei lavoratori e delle lavoratrici che subiscono discriminazioni e molestie appunto nei luoghi di lavoro. Un percorso unico nel suo genere in Veneto, avviato dall'ufficio della consigliera di parità, pronta ad esportare il progetto per sollevare un velo su un fenomeno le cui dimensioni reali sono purtroppo sconosciute. Quando il lavoratore o la lavoratrice si rivolge a me, io cosa faccio? Io convoco un tavolo di confronto qui in provincia con il lavoratore e il sindacato, se è coinvolto, con il datore di lavoro per cercare di risolvere questa situazione. Attraverso seminari alle RSU sono offerti gli strumenti per riconoscere, combattere e prevenire discriminazioni e molestie che la crisi economica in atto potrebbe acuire. Non vogliamo che i primi a pagare le conseguenze della crisi che sta avanzando siano i lavoratori e le lavoratrici in somministrazione. Molte donne sono entrate nei luoghi di lavoro e quindi loro pagheranno per primi il prezzo della crisi.